Stop all'eliminazione progressiva del verde cittadino, basta con le capitozzature estreme che uccidono letteralmente le piante. Non si contano le segnalazioni ricevute da Italia Nostra di Belluno che con FIAB nel perdurante silenzio della Giunta De Pellegrin passano all'attacco. Oggi è partita la petizione popolare, obiettivo 300 firme, ma osservando l'umore della città saranno molti di più, da depositare alla scadenza di 90 giorni al Consiglio Comunale. Speriamo in una forte risposta, anche perché le segnalazioni che riceviamo alla nostra posta elettronica e anche le telefonate dei cittadini che ci segnalano proprio casi di abbattimenti di alberi che loro non comprendono, di cui non comprendono il perché, ci fa ben sperare che questa nostra azione abbia un risultato, porti ad un risultato soddisfacente. Tanto più che il Comune di Belluno in materia è inadempiente, dato che non si è dotato né del piano del verde né del regolamento, obbligatori per le città oltre i 25.000 abitanti. Ci sono linee guida nazionali e osservarle non rappresenta un costo, afferma Ceiner, che nel pomeriggio ha portato l'esempio di Verona, la città scaligera che con le associazioni ambientaliste ha definito il regolamento comunale per il verde pubblico. Ma di casi analoghi ce ne sono tanto in Italia che in Europa. Nel Veneto tutti i capoluoghi di provincia hanno un piano del verde, hanno un regolamento del verde. Il regolamento del verde e il piano del verde indicano non solo come vanno trattati gli alberi, ma anche l'individuazione di nuove aree da rinverdire. Perché uno dei temi fondamentali di cui si dibatte, il cambiamento climatico, è al centro delle agende politiche delle amministrazioni di tutto il mondo, laddove si parla di riforestazione urbana per abbassare le temperature e per contrastare le isole di calore agevolate dalla diffusa cementificazione. La mobilitazione è scattata oggi, anche a fronte del recente taglio di piante in piazzale Vittime di Via Fani, all'annunciato abbattimento degli alberi di Viale Fantuzzi e dello scempio di piante secolari al Parco Emilio per la costruzione del sottopasso pedonale verso il Parco Fluviale di Lambioi.